Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi impariamo una cosa nuova, una cosa istruttiva, un altro evidentemente dogma della religione politicamente corretta che noi blasfemi reazionari non conoscevamo e quindi ce lo siamo appuntati. Più o meno il dogma recita come segue: non c'è sempre discriminazione, virgola, ma dipende dal colore della pelle del discriminato. Come vedete è un dogma a tutti gli effetti razzista, perché fa del colore della pelle il discrimine per decidere, scusate il gioco di parole, se c'è discriminazione o no. Nella fattispecie, se il colore della pelle dell'eventuale a questo punto discriminato è bianco, non c'è discriminazione. Questo segnatevelo, perché non vorrei anche voi che foste miscredenti rispetto ai dogmi politicamente corretti. L'abbiamo appreso da pressoché tutti i giornaloni in coro, che oggi crocifiggono, lo fanno sempre, diciamo, la scusa di oggi per crocifiggere Donald Trump è quello che è andato in scena nello studio ovale col presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, a proposito delle violenze e persecuzioni a cui sono sottoposti i cosiddetti afrikaner, cioè gli eredi degli esploratori olandesi, tendenzialmente protestanti, comunque insomma di pelle bianca, per usare i canoni loro, per loro è importante questo carattere, sono sottoposti in Sudafrica. Allora, l'incontro era molto importante perché c'è una partnership commerciale storica e perché Trump aveva deciso un taglio degli aiuti in risposta a una controversa legge sulle terre del governo sudafricano, una legge che consente di espropriare terreni privati, diciamo, a una serie di condizioni, se si dimostra che non sono sistematicamente utilizzati e via dicendo. Sono postille tecniche. Il punto è che è un dispositivo che vuole riequilibrare la sproporzione per cui storicamente, ovviamente in Sudafrica, dove c'era un razzismo contro i neri, perché noi non lo neghiamo, c'era ovviamente uno sbilanciamento e il 7% della popolazione bianca deteneva quasi la totalità delle terre. Quindi nasce con quello spirito la legge, ma oggi si presta anche ad arbitrarietà e a violenze di segno opposto. Cos'è successo? A un certo punto è successo che Trump ha mostrato pagine di articoli, foto, addirittura video che riferivano di violenze ai danni appunto di afrikaner, cioè di sudafricani bianchi, feriti, insanguinati, aggrediti. Il presidente Ramaphosa ha più o meno replicato che una verità, da un lato, che queste violenze sono opera di una minoranza di estremisti e che non è la linea del governo, ci mancherebbe, ci viene da dire che la linea del governo fosse dichiaratamente di razzismo antibianco, ma è un po', come dire, tentennato di fronte all'osservazione fattuale di Trump, per cui questi criminali non è che vengano perseguiti particolarmente in Sudafrica. Ma al di là di tutto, al di là delle cronache specifiche, colpisce per usare un altro loro termine, il negazionismo oggi del mainstream su questa cosa. Allora, dei dati, non come dire frutto di strani conventicole MAGA, ma dei dati ufficiali raccolti da AfriForum, gruppo attivista per i diritti civili. Dal 2010 al 2023 si sono contate 4.308 violenze nei confronti di agricoltori e allevatori bianchi, che hanno provocato più di 800 morti, con un picco di 82 assassini nel solo 2017. Saranno questi, tra gli altri motivi, per cui ci sono 8.000 domande di richiesta d'asilo ricevute dal Dipartimento di Stato americano, avanzate dagli afrikaner. Per ora 59 sono state accolte, tra l'altro immaginiamo sia particolarmente sensibile Elon Musk su questo tema, essendo sudafricano nato a Pretoria. Cosa vogliamo dire? Che noi abbiamo rispetto delle parole, noi non parleremo mai di genocidio bianco, perché non esiste, come non esiste un genocidio a Gaza. Il termine genocidio ha una precisa codificazione storica dell'orrore e non lo scomodiamo. Ma negare che oggi in Sudafrica vadano in scena anche episodi di violenza, discriminazione, uccisioni, come dimostrano questi dati, insomma, di caccia all'uomo bianco, di bande estremiste sottovalutate evidentemente dal governo, è un dato fattuale. E sì, per noi, se il discriminato è bianco, è comunque discriminazione. Fateci essere ancora miscredenti, e lo saremo ancora di più, perché a breve, per la nostra intervista settimanale, parleremo anche di questo con Filippo Facci. Vi aspetto.